Buonasera a tutti, BCTV, il canale di oggi, di 23 di aprile 2024, oggi è die di festa del Santo Iogli, del suo patrono, dei vizi e besta pratessone e poi a sera beste serana folcloristica e casa abbiamo poi la serana musicale, poi sti casa beste esa die de servizi cheso in sul salone di Probania. Bene, come stavo detto, poi come si presenta Saida si presenta in questo bello che lo biaitino, posto sopra di questo lo cucuro firdes, bello, che serva veramente abbondante, un ispanto proprio allora vedere questa fotografia già di voi in questo bello verde che ha che te del confine dell'Acana che in questo biaitino di suo pelo bellissimo. Andiamo da innantesi, ecco questa è anche la fotografia di Saida nostra, andiamo a vedere itte die non ha su Zaravallo che è mercoledì che 7 gradi so, massimo unico minimo cocculatteddue tutto sa vie a quest'ora non è da non binà comunque della taddetta Crasa Iovia 6 gradi temperatura massima 9 gradi temperatura minima Pacco Gotiol de Abba fino alla 19 Pispisanne in Carchiloculla narana pure Leninanne canneste de Puspacco de Pespisare la proia Saba Leninanne a balena praticamente e poi Pispisanne sono un pacchetto di proso e poi Mudinanne, poi Proenne, poi Trischianne e Temporata. Queste sono le classificazioni dessa sabba che proete. Damos un toccamento e dolo che dispiegheremo a 69 anni, in che è morta Antonietta Calvisi, muzzera di Carlo Pili, mamma di Marirosa, figlia di Giovanni Battista Calvisi de Solzuddero, connoto fascista, Purusi, fia sardista e amico corale di Mario Melesi. Pare che lo chiamaiano fascista per la maniera di aedare, che a sunesse goi mananatti, insomma, ecco. Ma io ho scritto questa cosa da po' che tutto individuo che le sono salvamiglia. E sa mamma Elena Manconi, in vizi staiano in via Tolmino, Espruile, un pacco pure dai tanti il fiata e pipichedo, insomma, sa mattessi linea. Sorelle Giorgetta, Rosanna, Maria e Maurizio. Mi ammento in particolare a Maurizio, anche niati spesso, a vizi poi ne sconosciamo adesso università. Antonietta, fiat insegnante in pensione, desinterro noisco, condolenze e pazienza a sa famiglia tutto. Andiamo da innantisi, allora grande risultato, adesso è Speed Sport, Speed, vabbè l'ha poi scritto che ne lei, Speed Sport Dorgali che parteciperà alle finali nazionali di Tirrenia il 24 maggio per il terzo livello. Quindi è un bello risultato, battino che viene a Pizzino il Vizzicheso, Schioccana e quindi ne siamo scontenti a Beru. Entriamo in Seste Santo Iogli, festeggiamento in onore di San Giorgio Martire
Leve 2000, 1990, BT 23, 25 aprile 2025. Allora, oggi è 23, processione solenne chiesa San Giorgio Santa Messa e poi processione solenne con la partecipazione dei cavalieri dei costumi di Bitti e del gruppo folk Battor Moro di Oliena, San Gabriele di Villagrande, Mini Folk Giovanni Maria Angioi di Bono e Balladores di Ollollai. Ore 21, serata folcloristica con il gruppo folk San Gabriele di Villagrande, Battor Moro di Oliena, Balladores di Ollollai, Mini Folk Giovanni Maria Angioi di Bono, Sabita dei Vizi e i tenores Nunnale di Orune, su connoto di Fonni e Remuno e Locco di Biti. A concludere la serata tutti a ballare con il gruppo Etnofolco a braccio stento. Bene, poi Giovia, Vinti Battolo, che Napoli Vinti Chimbe e così via e così via. Diamo stoccamento sporo l'uvola, Crasa, 24 di aprile, presentazione del suo libro Ciriaco de Figlio, Istella Mea, cosa più o meno contato, avete scritto in questo libro, diciamo, che l'ho già letto, insomma, quindi conosco più o meno l'argomento, un argomento molto interessante, ma è interessante pure che in proso beste Bacchireddu, Bannino, Chinnaida, Tacchinisse, non adesso è possibile la diretta che appoggiate lo impegno. Festa della liberazione, 24 aprile, in Lugula, sempre a Sassese, di Ortadie Cuditi su Macchia de Lula e questo è invece in su comune Saula Consigliare di Lugula. Salute e introduzione, dottor Pietro Vitalis, in collegamento dottor Aldo Borghesi, intervengono dottoressa Marina Moncelsi, des Istasac, sacronimo non scritte che vabbè. Due cose insomma tesora in Lula. Allora, poi settimo raduno speleologico regionale, Lula 3-4 maggio 2025, organizzato da Paola Vitalis, Vizichesa, un convegno meta interessante. Poi vamos appuntamento sonne che può abbassare a Sannosata in Brezzichetta, organizzato da Bitine Bike, contatelo con Alessandro Oronesi. Poi a Morgalo c'è un punto dove il digitale è facile, punto digitale facile per ricevere assistenza e formazione gratuita per l'utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Dunque, questo questo adesso l'unica su Canapola, 9 mesi, una e mesa, sull'unica su Giovia, pure a Portadia, adesso 3 e mesa a Saschimbe e mesa. Andiamo da innanzi il Galo, premio tesi di laurea, hai preparato una tesi universitaria su Biti? Ebbene, besso premio. Radimanna, into de Subinnichi de Sant'Andria, due missa e 20 chimbe. Poi Galo, no, sala di Pasqua l'abbiamo già visto o andiamo a Sadie 20 Battoro, no, questo è il 20 chimbe, Fantasia del Ballo, no? In su salone de Probania da cominciare da 19 dopo Rachena Vizichesa. Poi abbiamo gli artisti adesso 20 Battoro, Enzuccio, Terza Essenza e Ludwig. Bisemoso, poi ammento sempre di andare a telefonare a Giulia o a Valeria pro così prenotare la serve che schibbi sono abbassata, che sono stata consegnata su 21. Bene, tu questo vamos a te la scorra, questa mostra e su Mecche di Lula, su della luce bianca del su Montalvo, poi vamos a Mesobirra evangelica del Don Tottone, a cominciare adesso 28, fino al 8 di maggio, poi vamos a che uno giro in Motorex, che bestia pure
Bitirex che in questo evento e quindi che 40 euro potete notare sia può sfuggire in moto sia capro su pranzo e Michele, gadget, ingresso, visita guidata in Bitirex, pro informazione telefonata a Giorgio e a Giancarlo. Giorgio Pacifici e Giancarlo Carru. Bene, torniamo sorta sul giornale, e vamos de nuovo, allerta Barbagia, in Barbagia lancia l'SOS in campo per sanità e trasporti. Allerta Barbagia è stessa l'organizzazione, no? Chi lancia l'SOS, il comitato spontaneo, al centro l'avvertenza politica. Il nostro grido è per la vita, per la salute e per la dignità di muoversi nel nostro territorio, nella nostra provincia e nella nostra Sardegna. E ancora una volta la voce delle zone interne a levarsi alta e il Comitato Allerta in Barbagia a lanciare l'ennesimo appello e l'ennesima richiesta di attenzione. Una missiva all'indirizzo del Ministro della Salute, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza della Regione Sardegna e della Prefettura di Nuoro, dell'amministrazione straordinaria della provincia di Nuoro, cioè Cicolini. Il distretto e l'ospedale risorgono, un luogo dove l'ambulanza del 118 viaggia spesso o quasi sempre senza medico a bordo, ci sono tante scritti citati. Insomma. Formaggio, derby, olzai, ololai. In palio c'è l'Italian Cash Award, scontro tra Giovanni Correlli e Salvatore e Gianfranco Bussu, cioè scontro tra Ololai e Olzai per questo premio. Andiamo da innanzi, no, che vamos, la Caritas lancia Vince chi smette, questo è relativo a questo è un progetto contro il gioco d'azzardo. La prima tappa regionale stasera nella parrocchia della Beata Maria Gabriella. Una bella iniziativa. Calcolo ISEE con l'assistente digitale di posto. Nuovo servizio anche in città e nel nuorese. Ottenere la documentazione è sempre più facile con gli strumenti digitali in dotazione. Anche in provincia di Nuoro è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell'ISEE in modo semplice e veloce con l'assistente digitale Poste per ricevere direttamente all'indirizzo email certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste Italiane. È sufficiente contattare l'assistente digitale voice bot al numero verde 800 eccetera eccetera. Va bene. Andiamo gara da innanzi, decadenza Todde. Alla consulta depositati gli ultimi ricorsi. A presentarli è stato il rappresentante del collegio di garanzia elettorale. Sono stati depositati nei giorni scorsi gli ultimi ricorsi contro la Regione di fronte alla Corte Costituzionale per quanto riguarda il conflitto di attribuzione relativo alla decadenza della Presidente Todde, chiesta dal Collegio regionale di garanzia elettorale. La Corte ha fissato per il 9 luglio l'udienza pubblica. A questa parteciperanno, oltre che gli avvocati della Regione, anche gli avvocati dello Stato, che è per lo stesso Collegio regionale di garanzia elettorale uno dei suoi componenti, il docente universitario e avvocato Riccardo Fercia, nominato dopo una delibera del collegio dello scorso 4 aprile, difensore dello stesso collegio. Fercia è stato nominato con un mandato difensivo e una procura speciale rappresentante dell'intero collegio a titolo gratuito, con l'esclusione anche delle spese di trasferta sostenute, ma lo stesso Fercia interviene anche in prima persona sempre contro la Regione. Due memorie, quella personale e quella a nome del collegio, diverse solo nella premessa della prima